Siamo pazzi, pazzimmo, siamo pazzi, pazzimmo, siamo pazzi. Gentile pubblico, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo per San Cataldese Castrum Favara, gara valida per l'11ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Dalla sinistra alla destra della nostra postazione e comincia San Cataldese Castrum Favara. Ancora Favara avanti, un'azione sulla destra, Sandonà, poi c'è il tentativo di conclusione. Ancora Rozzi che si deve appoggiare ancora sull'out di sinistra, altro cross messo sul secondo palo di Rienzo, prova a staccare, va a sinistra dove c'è lo Iacono. Si sovrappone Ferrigno che mette un cross molto profondo di Rienzo di testa, pallone che finisce tra le braccia di Lautaro, colpo di testa di Chironi, poi Demin prova la conclusione al volo, palla al lato, dall'oro alla rimessa laterale, va lungo all'interno dell'area, il colpo di testa provato da Mattias Castro con cross, viene anticipato dallo Duca Castro per la conclusione al volo e qui Lautaro non si fida della presa, deve mettere in calcio d'angolo. Ora in avanti Castro, attenzione Castro, da vedere la posizione Castro, la conclusione in porta, è tutto buono e arriva l'1-0 della San Cataldese al 38esimo del primo tempo con Mattias Castro. Ma intanto arriva il duplice fischio del direttore di gara, che arriva in questo momento, inizia il secondo tempo di San Cataldese Castrum Favara. Ancora schema a lanciare in avanti, Demin spizza di testa, Coso vanno in area, appoggia dove c'è Varela che mette un cross in mezzo. A freddo arriva il pareggio del Castrum Favara con Piazza. Lo Iacono che mette il pallone sul secondo palo, c'è Di Rienzo che controlla, prova la conclusione e va vicino al gol del 2-1. Va sul destro, appoggia all'indietro, il cross che arriva adesso, Piazza la mette al lato, rimballo che favorisce Kosovan, poi ci prova in di là, mancino a giro. Chironi prova la conclusione ribattuta, poi la girata al volo di Castro e arriva il gol del 2-1. Gol di Mattias Castro che trova la doppietta personale dopo il tiro deviato di Chironi. Barile che va da Dimino che prova la conclusione, trova una grande risposta di Lautaro. Arriva la battuta del calcio d'angolo, prova il colpo di testa Tutino, c'è però la parata di Lautaro. Vitera prova la conclusione, blocca a terra Maravigna. Demin, il cross allontana di testa da loro, poi Chironi e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Si conclude in questo momento San Cataldese Castrum Favara 2-1 il risultato finale, la decide la doppietta di Mattias Castro al 38esimo del primo e del secondo tempo.